bentrovati, eccoci qui di nuovo a un appuntamento con la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta e la presentazione di libri sul canale YouTube. Questo appuntamento è dedicato a Claudio Calabrese, uno scrittore, docente, giornalista, ma anche un artista. Claudio Calabrese dedica il libro alla città di Bolzano, Bolzano nel segno dei tempi, questo è il titolo del libro pubblicato per l'edizione Praxis, e ci regala uno sguardo di quelli che sono stati i cambiamenti che la città di Bolzano ha conosciuto in questi ultimi anni. È uno sguardo attento quello che Claudio Calabrese rivolge alla nostra città e dedica anche parecchia attenzione a dei tragitti, a dei percorsi che non sono quelli tradizionalmente conosciuti dai turisti ma anche dai nostri stessi concittadini. Dedica una particolare attenzione alla Bolzano nuova, alla Bolzano tra virgolette cosiddetta periferica, che poi periferica non è in quanto ha una sua tradizione, una sua vitalità, un suo modo di aggregazione che sicuramente la arricchisce e la caratterizza. È riuscito però anche a tratteggiare degli aspetti, a dedicare un'attenzione particolare a quelle che sono delle inclinazioni di Bolzano che forse non sono sempre così valorizzate. Ad esempio l'attitudine alla cultura, all'offerta culturale. Bolzano ha conosciuto dei momenti molto felici e tutt'oggi ne raccogliamo i frutti e ne portiamo avanti anche i risultati e seguiamo questo tracciato. Ci sono state delle kermesse di grande interesse, delle iniziative di grande spessore. Una di queste che viene menzionata appunto da Claudio Calabrese è il Salotto del Libro che si teneva presso il Castelmareccio. È stata raccolta questa eredità anche da altre istituzioni e a tutt'oggi si può affermare che in questa città ci sono parecchie iniziative, proposte culturali, teatrali, musicali e quant'altro che vengono dedicate e destinate alla popolazione, ma che sicuramente possono avere anche una funzione, un volano per attirare un interesse anche da parte di cittadini provenienti da altre zone, da altre città. È molto carino, molto bello questo libro, si legge con grande interesse e ci piaceva l'idea di poterlo presentare anche in questa modalità, cercando poi di organizzare, come anche per le altre iniziative che sono passate sul canale YouTube, un incontro in realtà faccia a faccia, perché come dice Claudio Calabrese è molto importante anche misurarsi con le persone, con i potenziali lettori e lettrici. Il contatto umano è essenziale per tutti noi. Ed è proprio anche il contatto umano che Claudio Calabrese ha posto come base per costruire il proprio libro, per narrarci questa città, andando per le strade, cogliendo i movimenti, le persone che all'interno di questa città si muovono ogni giorno, lavorano e hanno contribuito e contribuiscono a farla diventare sempre migliore. Un caro saluto da tutti noi, dalla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano e un arrivederci a presto. Buona lettura. Buonasera a tutti, sono Claudio Calabrese. Ringrazio innanzitutto la Biblioteca Claudio Augusta di Bolzano per questa possibilità di presentare il mio ultimo libro, Bolzano nel segno dei tempi, in questa forma nuova, in questa forma diversa dal solito, dal mio consueto modo di presentare i miei libri. Oggi potrò presentarlo a un grande pubblico, a un vasto pubblico, in modo virtuale. Per me è senz'altro una nuova esperienza, non ho grande esperienza in questo senso. Insegno, è vero, come insegnante in questo periodo di chiusura a scuole, di lockdown. Ho fatto qualche esperienza di videoconferenza e quindi contatti virtuali se vogliamo, ma è comunque è un contatto diverso.
ancora diverso la presentazione di un libro senza vedere le persone fisicamente, insomma, a 3 metri di distanza. E quindi è diverso, lo ammetto. Proverò, diciamo così. Allora, questo libro, che cos'è questo libro e perché questo libro? Di libri di Bolzano ce ne sono tantissimi e quindi uno potrebbe giustamente porsi la domanda: ma perché, che senso ha che un meranese, tra l'altro io sono meranese, non sono bolzanino, perché un meranese gli è venuto in mente di scrivere un libro su Bolzano o l'ennesimo libro su Bolzano? Domanda lecita, domanda giusta. Diciamo che la ragione per cui ho deciso di scrivere questo libro è la seguente. Ho voluto conoscere Bolzano con occhio diverso. Quindi passeggiando per il centro e non solo, conosco Bolzano naturalmente da anni, non è questa la problematica, ma ho soprattutto voluto scoprire il perché di determinate realtà in questa città. E non solo in centro, perché il mio problema, cioè la cosa che mi ha comunque fatto riflettere moltissimo, è proprio la realtà che molte pubblicazioni siano incentrate quasi esclusivamente su certi aspetti, in particolare o solo sul centro, piuttosto che solamente sulle chiese o solo sull'arte, piuttosto che sul turismo, eccetera, eccetera. Ma quasi nulla, anzi, io non ho trovato niente di completo, se vogliamo, sulle periferie. Allora, io ho voluto coinvolgere in questa pubblicazione anche le periferie di Bolzano. Questa è un po' la ragione. Naturalmente, essendo giornalista, pubblicista, giornalista, ho cercato di stendere questo libro con una scrittura in modo più divulgativo possibile, come faccio sempre. In pieno centro di Bolzano troviamo il Duomo. Sul Duomo sono tantissime cose. Dedicato a Santa Maria Assunta, l'edificio sorge su una basilica paleocristiana del IV-VI secolo, le fonti sono un po' discordanti. Probabilmente dedicata a San Vigilio, patrono del Duomo di Trento. Su questo non ci sono dubbi. Ma le chiese sono tantissime. A Bolzano non abbiamo solo il Duomo. Sono tantissime e sono andato a scovarle tutte. Tanto è vero che è un capitolo lunghissimo in cui i lettori scopriranno che sono numerose le chiese presenti a Bolzano. Tantissime. Ma a Bolzano non troviamo solo i romano-cattolici, ma anche, e non solo da oggi, anche in passato, non solo romano-cattolici. In via Col di Lana, quindi siamo a zona Gries, un nome che ricorda le aspre battaglie della Grande Guerra, quindi la Prima Guerra Mondiale, all'inizio dello scorso secolo, fu consacrata alla Chiesa Evangelica di Cristo. In quegli anni Gries era ancora comune autonomo, noto come località di cura, come ho accennato poco fa. La chiesa divenne presto un punto d'incontro per i tanti ospiti che allora soggiornavano nel comune. A differenza del cimitero cattolico, in quello protestante venivano accolti massoni, ortodossi e suicidi. Una cosa
per moltissimo tempo, fino a dopo il Secondo Vaticano, quindi dopo il Concilio Vaticano II, è una cosa assolutamente impensabile. È cambiato tutto. Immaginarsi come erano avanti rispetto a noi, rispetto ai cattolici intendo, naturalmente. Non fu per nulla facile per i fratelli di confessione protestante costruire questo luogo di culto. A rendere difficile l'impresa furono gli intransigenti cattolici della Gries di quegli anni. Nel 1904 i protestanti del luogo chiesero al comune di Gries l'autorizzazione a costruire questa chiesa. Il diniego fu netto. Secondo l'amministrazione comunale non vi era motivo per costruire la chiesa, dato che a Gries risiedevano solamente una ventina di famiglie di confessione protestante. Quindi se non si vuole autorizzare una cosa o concedere l'autorizzazione, si trova sempre una scusa. Nulla di nuovo sotto il sole. Passiamo a ciò che è veramente stato un momento molto, molto buio e ha segnato in modo cruciale questa città. Sangue, torture e morte nel palazzo del corpo d'armata. È tragico ricordare che durante l'occupazione nazionalsocialista, iniziata nel settembre 1943, il palazzo del corpo d'armata fosse la sede centrale del comandante della Sicherheitspolizei e dei servizi di sicurezza, responsabile per l'intera zona d'operazioni nelle Prealpi. Oltre agli uffici del personale e all'amministrazione, qui agivano l'SD, Servizio di Sicurezza, la Gestapo, Polizia Segreta di Stato e la Kriminalpolizei. Al vertice del KDS di Bolzano si trovava Rudolf Thürolf. Il capo locale della Gestapo era August Schiffer. Non bisogna dimenticare che la superficialità nella condotta di Pietro Badoglio, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, fu tra le cause principali dello sbandamento delle forze armate italiane in Alto Adige, e questo non va mai dimenticato. In pochissimo tempo i militari italiani furono disarmati dai nazisti e concentrati lungo il greto del Talvara e all'interno dello stadio cittadino per essere successivamente mandati nei lager tedeschi. Pochi riuscirono a fuggire. Come ricorda il senatore Friedrich Volker, che purtroppo pochi oggi ricordano, nella sua opera Sul Tirolo al bivio, ricordi di storia vissuta, il comandante del corpo d'armata rese facile il compito ai tedeschi. Aveva convocato nottetempo nell'edificio del corpo d'armata tutti gli alti ufficiali di Bolzano allo scopo di impartire direttive e consigliarsi. Alle 3 di mattina arrivò da Ponte Talvera un carro armato Tiger. Sparò un colpo sulla facciata anteriore dell'edificio del corpo d'armata, poco dopo un secondo e poi un terzo. A questo punto fu issata la bandiera bianca. Il comandante e il suo stato maggiore si arresero. Questa è la realtà e molto altro. Vista sulle Naiadi. I bolzanini sono così pudici come a volte crediamo o qualcuno sostiene? Chi lo sa? Dal bar Alan in via Duca d'Aosta si ha una visione completa di piazza Tribunale e dei relativi stabili. Purtroppo non si può star seduti nel giardinetto del caffè senza pensare che la via in cui ci troviamo è tuttora intitolata ad Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta, viceré d'Etiopia dal 1987 al 1941. Piazza Tribunale, che sta fra via Duca d'Aosta e Corso Italia, un tempo era intitolata ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce.
La funzione di questa vasta piazza era quella di ospitare le varie manifestazioni fasciste che quasi sempre partivano o si svolgevano nella Casa del Fascio, ora Palazzo degli Uffici Finanziari. Quella famosa casa che tra l'altro oggi è conosciuta per un particolare che tra poco andremo ad analizzare. Di fronte domina la piazza il maestoso tribunale, la cui costruzione fu portata a termine solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. La sede del tribunale, prima di essere spostata dove ora si trova, dal 1899, si trovava in via Dante, dove oggi c'è il comando dei Carabinieri. Siccome l'ultima guerra non risparmiò neppure gli uffici della giustizia, questi furono ospitati nel convento di San Giuseppe in Corso Italia fino al 1952, anno in cui si trasferirono nell'attuale sede. Non sfugge all'occhio attento la grande scritta posta sul frontone dell'edificio del tribunale: Pro Italico Imperio Virtute Justitia Hierarchia Unguibus et Rostris. Per l'impero italiano nella virtù, la giustizia e la gerarchia con gli artigli e con i denti, nonché la scritta Giustizia su un bassorilievo alla fine della scalinata. Il palazzo di fronte, chiamato un tempo anche Casa Littoria, fu progettato dagli architetti Guido Pellizzari, Louis Plattner e Francesco Rossi. Edificio in stile razionalista, con un'impronta chiaramente monumentale, che fungeva da centro decisionale direttivo e sede della gestione del partito fascista, è decorato con un basso rilievo di enormi dimensioni. Si parla di 36 metri di lunghezza, 5 metri di altezza e mezzo metro di rilievo. La parte sinistra simboleggia la marcia ascensionale dell'Italia fascista, quella destra il periodo successivo alla fondazione dell'impero, la conquista della Spagna e la liberazione del Mare Nostrum. Al centro del bassorilievo lo scultore Hans Piefrader, autore dell'opera, ha posto l'immancabile Duce, che qui vediamo in groppa ad un cavallo. Analogamente al monumento alla vittoria, nel 2017 anche il bassorilievo è stato storicizzato ed efficacemente depotenziato. La scritta "Nessuno ha il diritto di obbedire", tratta da Hannah Arendt, illumina lo sfondo dell'assioma fascista: credere, obbedire, combattere. Che poi questa famosa scritta che oggi va a illuminare le parole fasciste non sono direttamente le parole di Hannah Arendt, ma sono, sì, è vero, sono parole dette dalla grande filosofa tedesca in un'intervista che lei lasciò, in cui lei, parlando di Kant, Hannah Arendt citò Immanuel Kant. Passerei come ultima parte, per concludere, a una Bolzano diversa. Perché? Perché ci si diverte anche in periferia. Ci si diverte anche in periferia. Però adesso mi viene in mente che mi sono dimenticato prima di concludere il discorso sulle Naiadi, perché ho promesso di spiegare, di raccontare la questione relativa alle Naiadi. Perché? Perché sempre lì in piazza Tribunale, in mezzo alla piazza, sorprende, come scrivo qui, una curiosa fontana dedicata alle Naiadi, le ninfe della mitologia greca, figlie dei fiumi e delle acque dolci. Perché? Perché originariamente quest'opera, creata dallo scultore trentino Eraldo Fozzer, si trovava a Trento in piazza Venezia,
Quindi oggi quelli che si recano in tribunale per qualche ragione forse resteranno anche incuriositi e saranno incuriositi da questo fatto, quindi ma di chi è? Chi è l'autore di queste Naiadi? Poco dopo la sua installazione nel 1954, il sindaco del capoluogo trentino ne ordinò la rimozione perché i fascinosi e nudi corpi femminili delle ninfe avrebbero offeso il senso del pudore dei trentini. I Bolzanini, evidentemente, altrimenti oggi noi non avremmo il piacere di ammirare le Naiadi, non furono e non sono così. Però la Bolzano è anche diversa. In via Torino, accanto alla storica gelateria Cadore, aperta dal lontano 1956, si trova il tabacchino, dove occasionalmente mi compro le sigarette, obbligatoriamente Lucky Strike rosse. Benché non sia un cliente abituale, e non lo sono, ho l'impressione di essere riconosciuto. Un tempo venivo più spesso qui al negozio artigianale della corniciaia presso la quale mi servivo. Infatti, purtroppo anche la via Torino cambia, è cambiata in passato, continua a cambiare, cambia anche adesso. Già una città viva, come città viva, ovviamente cambia. Questa via ha una storia interessante perché le famiglie che vi abitavano, dal primo lotto di case e quelle sorti successivamente, si sentivano in comunicazione tra loro. Si consideri che all'estremità della via, da una parte si trovava l'odierna piazza Giacomo Matteotti, per qualche tempo piazza Vittorio, pieno fascismo, e dall'altra, verso via Roma, piazza 21 aprile. Non va sottovalutato che proprio nel 1935 ebbe inizio l'edificazione dei primi lotti di case, a cui seguì il quartiere Dux, successivamente chiamato semi-rurali. Dopo la seconda guerra mondiale, con lo sviluppo dei piani urbanistici avvenuto nel corso degli anni, il quartiere si ingrandì ulteriormente con l'aggiunta di diverse strade, da cui le vie Dalmazia, Rovigo, Milano, Palermo, Novacella, Rodi, Bassano, Aosta, piazza Lino Zilda, primo sindaco di Bolzano del dopoguerra, e una parte di viale Europa. Come in passato ci furono trasformazioni e miglioramenti e anche adesso sono previsti numerosi interventi di ordine strutturale, in particolare dalla piazza dedicata al martire socialista Matteotti. Infatti chi va lì continua a vedere che le modifiche ci sono e io consiglio di andarci, come consiglio di andare a Don Bosco, il santo fondatore dei Salesiani, al centro del quartiere, quella piazza, e non solo piazza, quel quartiere veramente simpatico e interessante. Oggi questo quartiere, un tempo chiamato Shanghai, comprende anche un laboratorio di creatività, ci sono diverse botteghe culturali. In piazza troviamo il Don Bosco Social, che funge da punto d'ascolto, dove tramite l'arte il fruitore trova utili elementi di riflessione e aggregazione sociale. In via Sassari, al Culture, gestito dall'associazione La Strada, giovani talenti della comunicazione possono mettersi alla prova. In via Bari hanno sede Youth Magazine e il Culture Corner. Youth Magazine è una redazione di giovani che narrano l'habitat intrecciandolo con la storia e la cultura. Senza chiusure generazionali, al Culture Corner ci si può sbizzarrire in vari ambiti, dal laboratorio artistico alle mostre d'arte, alla ricerca, alle iniziative sportive. Sempre in via Sassari fa riflettere la stanza di vetro chiamata Cubo Garutti, così definita perché ideata dall'artista Alberto Garutti nel 2003. Fondamentalmente si tratta di una mini succursale del museo, nel noto museo della città, in periferia, rivolta ai non fruitori abituali dei musei. Diversi artisti nel corso degli anni e anche adesso vengono invitati a esporre nel cubo, ma non credo che tutti gli abitanti del quartiere ne apprezzino pienamente l'iniziativa. Io sono scettico. Perché sono scettico? Perché penso che molti non riescano a cogliere pienamente il valore di questo tipo di strumenti volti a far comprendere ed apprezzare l'arte contemporanea.
Concludo con una velocissima fotografia di quella che è la situazione in zona produttiva. Dalla zona produttiva al centro del quartiere, Oltrisarco, non c'è moltissima strada da fare. Da qui si percorre via Maso della Pieve, dove si trova il cimitero comunale, la dimora dell'ultimo saluto ai Bolzanini. Il cimitero comprende tra gli altri il settore cattolico, quello ebraico e quello evangelico. Il martire del nazismo Magno Longon è sepolto tra i due lapidi in quello cattolico. Una ricorda 7 lavoratori di varie fabbriche della zona industriale che nel dicembre del 1944 sono stati arrestati per la loro attività antinazista, rinchiusi nell'area di via Resia e inviati a Mauthausen con il trasporto del 1 febbraio 1945. L'altra elenca invece 24 nomi di uomini, in gran parte deceduti a Bolzano nel corso degli scontri armati del 3 maggio 1945. Sempre in questa zona industriale, perché siamo sempre lì, zona industriale, zona produttiva, percorrendo poi, siamo oltre Isarco, alla via Claudia Augusta, all'altezza del comando della Guardia di Finanza, troviamo di fronte la piazza Angelo Nicoletti, insegnante italiana nelle scuole clandestine in lingua tedesca durante il regime fascista in Alto Adige, un'ampia area che ospita la scuola provinciale per le professioni sociali Emanuel Levinas e il centro culturale Rosenbach. Convince la trasparenza del fronte che ne caratterizza l'uso degli spazi interni. Infatti qui, oltre alla biblioteca di quartiere, sono attive numerose associazioni cittadine che animano la vita socioculturale della circoscrizione. All'angolo con via Santa Geltrude e via Claudia Augusta, a destra il monumento dell'artista bolzaniana Cristina Chager, commemora il lavoro coatto svolto da molti prigionieri del lager di Bolzano. Salendo per via Santa Geltrude, ci imbattiamo nella grande scuola di formazione professionale italiana Luigi Einaudi, primo presidente della Repubblica Italiana. E finalmente ci troviamo ad Aslago, perché è proprio qui. Questa scuola di formazione professionale è, se vogliamo, il perno di Aslago. Tra l'altro, un termine coniato solamente nel 1940. La traduzione si riferisce al nome tedesco Haslach. Qui sorprendono le case alte, che da lontano creano l'immagine divertente di un dipinto cubista a più colori. Questa circoscrizione, con il doppio nome Oltrisarco Aslago, in cui da una parte vivono gli operai italiani e dall'altra gli optanti di ritorno, è certamente classificabile come sobborgo popolare, dove le diversità arricchiscono il tessuto sociale in modo positivo e molto più dinamico di quanto certa stampa tenda a dipingerlo. Insomma, che cosa possiamo dire come parole conclusive? Bolzano è una città ricca di tante caratteristiche, certo, ogni luogo è ricco di lati positivi e lati meno positivi, perché è l'uomo che è fatto così. Bolzano, io ho cercato di esplorare la città, di conoscerla con occhio critico e soprattutto di non risparmiare dove c'era da dire, proprio fuori dai denti ciò che c'è da dire, senza inutili decorazioni, essere il più aperto possibile dove è giusto esserlo, trasparente, sottolineare ciò che va sottolineato. Insomma, a mio avviso, una pubblicazione che ripercorre la storia e l'identità di una città che possiamo definire
viva. Grazie, ringrazio ancora per questa opportunità e auguro a tutti, qualora aveste voglia di leggere questo libro, buona lettura, e qualora dovessimo incontrarci per strada o in un'altra occasione, eventualmente di fare due chiacchiere e parlare anche di questo mio libro, perché mi interessa sempre sentire anche le vostre opinioni. Eventualmente mandatemi anche le vostre impressioni via social, io sono sempre a vostra disposizione. Grazie, arrivederci, ciao.